Aperte le prenotazioni dei vaccini per gli under 40, 30.000 gli appuntamenti presi solo in mattinata, prime somministrazioni ai ventenni e trentenni nel pomeriggio allo Stadio Friuli. Federica, segnale confortante. Da 4 a 8 posti occupati, sulle tavolate nei bar e nei ristoranti governo e regione avrebbero trovato un'intesa di massima. Per le zone bianche Federica spinge per estenderla anche ai territori in giallo. De Monte è un professionista di primo piano che a sinistra era sempre stato elogiato, oggi invece viene messo in discussione. In Consiglio regionale Riccardi difende il nuovo capo della Sores e dice non è un Novax. Botte, ricatti ed estorsioni quotidiani per ottenere dai compagni di classe i compiti già fatti e le merendine. 2 quindicenni sono stati allontanati da una scuola media di Udine, collocati fuori regione. Sarà Massimo Paci, l'allenatore del Pordenone per la prossima stagione, arriva dalla Serie C dove ha guidato il Teramo, Guana vice, Andrea Tofolo confermato collaboratore tecnico. Buonasera da Telefriuli, bentrovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Nella prima giornata utile per fissare il proprio appuntamento sono stati 30.000 solo in mattinata gli under 40 che hanno prenotato il vaccino anti-Covid e nel pomeriggio allo Stadio Friuli, nell'ambito della campagna promossa da Confindustria Udine, sono state effettuate già le prime vaccinazioni a ventenni e trentenni. Oggi prime vaccinazioni in Friuli Venezia Giulia per gli under 40 che non rientrano in categorie prioritarie. Nella giornata in cui in Regione sono state aperte le agende per le prenotazioni per la popolazione tra i 16 e i 39 anni, sono anche già state effettuate le prime somministrazioni di siero a ventenni e trentenni. Si tratta di coloro che hanno aderito alla campagna di Confindustria rivolta ai lavoratori delle aziende associate. Una campagna che a Udine ha registrato il sold out con la prenotazione di tutti i posti disponibili per l'immunizzazione nell'hub allestito allo Stadio Friuli tra oggi pomeriggio e domani. Solo nella mattinata sono state 30.000 le persone tra i 16 e i 39 anni che hanno prenotato l'appuntamento per il vaccino anti-Covid. Poco meno della metà si è rivolto alle farmacie, 13.000 hanno utilizzato la web app. È un segnale molto confortante che ci consente di essere ottimisti sul raggiungimento degli obiettivi della campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia, ha commentato il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Un dato, ha aggiunto, che ci restituisce un clima di fiducia, un indice di responsabilità nei confronti dei più deboli, verso i quali fino ad ora si è concentrata la nostra massima preoccupazione. Gli under 40 che possono prenotarsi da oggi nella nostra regione sono 220.000, in considerazione del fatto che 50.000 si sono già sottoposti a profilassi anti-Covid, poiché inseriti in altre categorie prioritarie. In Friuli Venezia Giulia bisognerà invece attendere ancora per la vaccinazione tra i 12 e i 16 anni, fascia per la quale l'AIFA ha dato il via libera per la somministrazione di Pfizer. Al momento sono solo 4 le regioni italiane dove è possibile prenotarsi: Lombardia, Veneto, Campania e Calabria. Nel nostro paese sono in arrivo altri 2 milioni e mezzo di dosi di vaccini, ciò mentre continua a calare il trend dell'incidenza quotidiana dei contagi. A livello nazionale l'incidenza è di 36 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni, in Friuli Venezia Giulia è di 19 casi. E sono iniziate appunto questo pomeriggio le somministrazioni di vaccino all'interno dell'hub di Confindustria Udine, allestito all'interno dello Stadio Friuli, con molti under 40 che si sono prenotati lunedì e sono stati appunto oggi i primi di questa categoria a ricevere la propria dose. Si è prenotato tra i primissimi che l'hanno fatto in regione addirittura, under 40. Sì, è andata bene, però insomma prima si fa meglio è, e consiglio a tutti di farlo il più presto possibile, così usciamo da questa situazione insopportabile. Fatto il vaccino, contento di averlo fatto? Sì, contentissimo, sinceramente, non vedevo l'ora, erano un anno che lo aspettavamo, quindi bene così. Tu come ti sei prenotato? Mi sono prenotato tramite la mia azienda, e quindi tramite Confindustria e niente. È la mia azienda che mi ha avvisato che c'era appunto la giornata dedicata alle aziende di Confindustria e niente, ho chiamato un mio amico farmacista che mi ha prenotato il vaccino. Contento di averlo fatto? Sì, aspettavo di farlo, sì. Adesso richiamo a luglio e poi liberi? Liberi, sì, finalmente, sì. Ho prenotato appena ho potuto e sono contenta di aver fatto il vaccino. Sono molto soddisfatto. Anche ringrazio Confindustria Udine, comunque ci ha anticipato di qualche giorno quello che comunque era giusto fare, quindi
Tu l'hai fatto con l'azienda? L'ho fatto con l'azienda, sì, sono della ICOP di Basigliano. Ci hanno comunicato la settimana scorsa che erano aperte le vaccinazioni per Confindustria, oggi e domani, quindi ho preso il volo. Cosa vuoi dire a chi non si vaccina? Ma io condivido diciamo un po' il mio pensiero, nel senso io ho perso la nonna quest'anno a febbraio e principalmente lo faccio per lei e per aiutare anche tutte le persone che non possono vaccinarsi e quindi mi sento molto in obbligo di farlo per loro, ecco, sì. E per quanto riguarda la campagna vaccinale complessivamente, la nostra regione è seconda in Italia per somministrazione di vaccini anti-Covid, ma se guardiamo invece la fascia d'età tra i 60 e i 79 anni siamo terzultimi. Lo dice l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe che lancia un allarme sul numero di tamponi effettuati, disincentivati dai criteri per conquistare e mantenere la zona bianca. Il Friuli Venezia Giulia ora è sotto la media italiana. Il Friuli Venezia Giulia è la seconda regione in Italia per percentuale di popolazione vaccinata. Il 20,8% dei cittadini ha completato il ciclo, il 22,2% si è vista somministrata solo la prima dose, meglio di noi solo il Molise. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, nel quale si sottolinea come in Italia 3,3 milioni di ultra sessantenni siano senza copertura. A livello nazionale i nuovi casi diminuiscono del 27%, i decessi del 28%. Grazie alle coperture vaccinali degli over 60, evidenzia la Fondazione, i ricoveri sono diminuiti in 2 mesi del 79% nelle aree mediche e del 74% nelle terapie intensive. Ma a preoccupare è il crollo dei tamponi, diminuiti del 34% in 3 settimane. Purtroppo, spiega il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta, i criteri previsti dal decreto legge per conquistare e mantenere la zona bianca disincentivano le regioni a potenziare le attività di testing e a riprendere il tracciamento, proprio nel momento in cui i numeri del contagio permetterebbero di usare un'arma mai adeguatamente utilizzata. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, la media giornaliera di persone testate ogni 100.000 abitanti è pari a 113 contro quella italiana di 120. Tornando all'andamento della campagna vaccinale, tra gli over 80 ha completato il ciclo l'84,8%, cui va aggiunto un 5,7% che ha ricevuto la prima dose. Nelle fasce 70-79 anni e 60-69 la nostra regione risulta terzultima in Italia per numero di somministrazioni. E allora, a proposito di tamponi, oggi sono stati 1727 quelli effettuati tra molecolari e test rapidi, 6 i contagi rilevati, 2 i decessi registrati oggi, un solo ricovero in terapia intensiva. Anche qui si sfiora il totale svuotamento, i pazienti ricoverati in altri reparti sono 38 e le persone in isolamento calano ancora e sono in tutto attualmente 4.721. C'è la questione dei posti massimi da occupare nelle tavolate di bar e ristoranti da parte di persone non conviventi. Il governo e le regioni avrebbero su questo trovato una intesa di massima per le zone bianche, portando da 4 a 8 i posti occupati. Il governatore Fedriga punta ad estendere questo criterio anche alle zone gialle. All'aperto nessun limite e per 2 settimane le tavolate potrebbero passare da 4 a 8 posti al chiuso per poi cancellare anche in questo caso ogni limitazione. E questa è la proposta che le regioni hanno fatto al governo per risolvere l'annosa questione dell'occupazione degli spazi in epoca Covid per bar e ristoranti. Trapela che Palazzo Chigi potrebbe anche dare il via libera partendo dalle zone bianche, mentre il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, alla guida anche dell'Assemblea delle Regioni, ha chiesto fin da subito l'estensione anche alle zone gialle con l'obiettivo di avere regole più permissive coinvolgendo anche il tavolo tecnico nazionale. Come ha detto, all'aperto e solo in zona bianca potrebbero tornare le tavolate senza limitazioni, mentre a chiuso il raddoppio dei posti potrebbe essere solo per 2 settimane, ovvero il tempo che, secondo le previsioni, ci vorrebbe per far diventare tutto il paese zona bianca e soprattutto per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale. L'attuale situazione di incertezza ha in ogni caso causato notevoli disagi in tutta Italia, in quanto molti locali applicavano comunque le limitazioni anche all'aperto, nonostante la norma la prevedesse solo per le zone gialle. Il governo aveva chiarito in un secondo momento che i limiti erano validi ovunque e alla fine si è proceduto con situazioni diverse da bar e bar.
Un accordo dunque che andrebbe incontro ai ristoratori che chiedono maggiore chiarezza appunto sulle norme da seguire per quanto riguarda la disposizione dei tavoli. Al momento si stanno adeguando appunto al numero massimo di 4, ma questo comporta ovviamente grandi difficoltà dal punto di vista organizzativo. Il dilemma è 4 o più posti per tavolo. E ci troviamo di nuovo di fronte a questa ennesima difficoltà. Noi al momento ci organizziamo diciamo, per entrambe le soluzioni e attendiamo fiduciosi il nuovo decreto. Noi cerchiamo adesso di seguire le regole il più possibile, certo non tutti capiscono questa difficoltà, noi cerchiamo di preparare i tavoli vicino con il numero massimo di 4 persone, solamente che non è sempre facile anche organizzare la sala. Speravamo appunto che decadesse questo ennesimo vincolo proprio per facilitarci un po' anche il lavoro. Un matrimonio da 20 persone, devo farmi dare le vaccinazioni, tutto quanto. Una festa magari di 60 persone per un compleanno, basta mantenere il metro di distanza. Cioè, almeno io ho interpretato così, dopo lo dico col beneficio del dubbio, però mi pare che questa è una cosa che è stata sollevata da più persone, insomma. Lascerei stare tutto quello che era prima, direi da adesso in poi si fa così. Allora uno sa, no, che se riprendono l'articolo di prima, il decreto di prima, visto l'articolo, cioè uno diventa, impazzisce. E in Friuli Venezia Giulia il via libera alle sagre e alle fiere sarà dal 15 giugno, ma in alcuni casi per parteciparvi sarà necessaria la prenotazione. Lo dice il presidente delle Proloco della regione Walter Pezzarini, che raccomanda di evitare gli assembramenti, spiega le difficoltà che potrebbero riscontrare gli organizzatori a garantire la sicurezza e a questo proposito annuncia l'apertura di uno sportello a Villa Manin per chi ha bisogno di avere certezze e chiarimenti relativamente ai documenti e le certificazioni da presentare. Via libera a sagre e fiere dal 15 giugno, ma gli eventi dovranno garantire distanziamenti e sanificazione contenendo il numero dei partecipanti. Le linee guida che sono uscite in questi giorni ricalcano a grandi linee le indicazioni dell'anno scorso. Quello che serve in questo momento è un po' di buonsenso, perché non è un liberi tutti, perché gli assembramenti sono vietati, quindi anche andare a una sagra, creare assembramenti, questo non è possibile. Chi organizza un evento poi deve preoccuparsi di pulire, di sanificare tutti i tavoli quando la gente se n'è andato, quando c'è il ricambio delle persone, poi bisogna individuare, indicare il numero massimo delle presenze e se possibile anche la prenotazione. A Villa Manin è stato istituito uno sportello a disposizione degli organizzatori di manifestazioni in grado di dare risposte a chi ha dubbi su come gestire tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza. Sono delle persone a disposizione che mettono nelle condizioni chi deve organizzare di sapere come deve muoversi, soprattutto in ambito di compilazione di documenti, perché la burocrazia ci mette sempre lo zampino in mezzo. La Regione ha messo a disposizione dei fondi a sostegno dei privati che hanno organizzato eventi, sostenendo spese in più per garantire la sicurezza sanitaria. Gli importi possono arrivare fino a 1.500 euro. Il caso Amato De Monte, oggi ne ha parlato in Consiglio regionale il vicepresidente della regione Riccardi, definendo De Monte un professionista serio di primo piano che a sinistra era sempre stato elogiato, oggi invece viene messo in discussione. Tra l'altro Riccardi ha affermato che De Monte non è un Novax. Amato De Monte non si è vaccinato per questioni di salute e non per scelte ideologiche. La sua nomina è stata fatta sulla base delle norme. Giuseppe Tonutti, direttore di ARX, e Riccardo Riccardi, vicepresidente della Regione, durante i lavori della terza commissione consiliare hanno chiarito la scelta di nominare l'attuale direttore della terapia intensiva di ASU FC alla guida della Sores. La possibilità di nominare direttamente un direttore è prevista dalla legge 27 approvata dal Consiglio regionale ed era indicata nel bando, ha chiarito Tonutti. E il nome di De Monte lo avevo in testa da diverso tempo. Abbiamo scelto il concorso perché in un primo momento pensavo non fosse interessato. La centrale Sores ha un problema di rapporti con il territorio più che di procedure interne, per questo serve una figura riconosciuta a livello locale. Parlando con De Monte ha precisato invece la sua disponibilità c'è ed è per questo che ho ritirato il concorso come previsto dal bando. I consiglieri hanno posto l'accento in particolare sul tema della vaccinazione che il dottor De Monte, primario della terapia intensiva, ha detto di voler fare ma solamente dopo alcuni approfondimenti, escludendo categoricamente di essere un Novax. Al momento, ha precisato Tonutti, stiamo applicando il comma 2 della legge, ovvero il differimento per motivi di salute.
Duro l'intervento di Riccardi, De Monte sta giocando in Champions League dirigendo un dipartimento e stiamo dicendo che deve fare un concorso nonostante le attuali leggi prevedano una nomina diretta. Mi pare lunare. Rilevo che analoga procedura era stata attuata per il direttore di oggi, Vincenzo Mione, per il quale però nessuno si è indignato. Proprio da una parte politica la professionalità di De Monte era stata rimarcata più volte, quindi dovete dire se è un professionista di qualità o no. Il riferimento è alla gestione del caso di Eluana Englaro. Sulla vaccinazione anche il vicepresidente ha chiarito il contesto già carteggiato da Tonutti. Non ci sono più limitazioni per chi deve recarsi oltre confine, ha 3 condizioni però: vivere entro 60 km dal confine, non avere sintomi Covid e rimanere fuori per un massimo di 24 ore. Ieri è arrivato il via libera del Ministero della Salute. Niente più tampone per chi si reca in Slovenia ed Austria. La novità è contenuta in una ordinanza a firma del Ministro della Salute Roberto Speranza che elimina il vincolo per le località a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione e per una permanenza non superiore alle 24 ore. Soddisfazione dalla politica, in particolare da Deborah Serracchiani e Tatiana Roiz, entrambe del Partito Democratico, con quest'ultima che fin da subito si era attivata per cercare di eliminare le limitazioni almeno per i lavoratori transfrontalieri. La Slovenia aveva aperto i confini già da alcuni giorni, mentre per chi rientrava in Italia era previsto un tampone che ne certificasse la negatività al Covid. L'ordinanza di Speranza in ogni caso precisa che in caso di sintomi assimilabili al SARS-CoV-2 come la febbre permane l'obbligo di effettuare il tampone e di restare in isolamento. I cittadini italiani potranno quindi recarsi in Austria e Slovenia a patto però di essere domiciliati o residenti in una fascia di 60 km dalla meta. Quindi per il pieno o la spesa bisogna controllare se si rientra nel raggio consentito. Dunque chiudiamo la pagina Covid con un aggiornamento relativo alla notizia con la quale abbiamo aperto, ovvero gli alti numeri di prenotazione nella prima giornata di apertura delle agende vaccinali per gli under 40. Alle 18 sono 44.647 in Friuli Venezia Giulia le persone sotto i 40 anni che hanno prenotato la vaccinazione. Sommando le altre fasce, il numero del dato odierno ammonta a 48.081. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute Riccardi, che ha ricordato come in regione la platea totale della fascia 16-39 sia di 220.000 persone. Sottolinea. Ricatti ed estorsioni quotidiane in una scuola di primo grado di Udine per ottenere i compiti già pronti e per non comprare le merendine. Per questo 2 quindicenni sono stati allontanati e collocati in una struttura fuori regione. Nel corso degli ultimi 2 anni scolastici, all'interno dell'istituto che frequentavano, una scuola di primo grado di Udine, hanno rapinato ed estorto merendine ad alcuni compagni di classe, con cadenza quotidiana per ottenere i compiti che non volevano svolgere in autonomia. La situazione è stata però segnalata da uno degli allievi. I suoi genitori si sono rivolti alla squadra mobile della questura di Udine diretta dal vicequestore Massimiliano Ortolan, che ha avviato immediatamente un'indagine. Sono stati ascoltati molti ragazzi e soprattutto le vittime dei soprusi che a causa delle estorsioni e delle rapine soffrivano di uno stato di ansia e paura temendo per la propria incolumità. Pluriripetenti, i 2 bulli, 2 quindicenni, non si sono limitati alle minacce ma sono passati anche alle mani con percosse, umiliando i compagni di classe. Il GIP del Tribunale dei minorenni di Trieste, al termine dell'indagine, ha disposto la misura cautelare del collocamento in comunità dei 2 quindicenni, misura che è stata applicata lo scorso giugno con il trasferimento in strutture che si trovano fuori dalla nostra regione. È rimasto chiuso per un paio d'ore questa mattina il tratto autostrada della A23 Udine Sud, nodo di Palmanova, a causa del traffico particolarmente intenso. Una chiusura che ha consentito di smaltire il gran numero di auto e mezzi pesanti in arrivo dall'Austria. Traffico causato dalla festività di Corpus Domini con l'arrivo di molti vacanzieri dall'Austria e dalla ripartenza dei mezzi commerciali dopo lo stop di ieri per la festa della Repubblica. I flussi sono rimasti e restano elevati, in particolar modo lungo la direttrice della A4 Venezia-Trieste, dove ci sono state code a tratti tra Villesse e il nodo di Portogruaro. Sulla regionale 356 questa mattina un grave incidente stradale con lo scontro tra un'auto e una moto. Il motociclista è rovinato sull'asfalto, è rimasto seriamente ferito, portato in volo all'ospedale di Udine. I rilievi dei carabinieri, sul posto anche i vigili del fuoco di Gorizia. C'è una nuova truffa che viaggia sul web, su WhatsApp in particolare in queste ore. Promette borse di marca per poi prosciugare il conto di chi abbocca.
Un'altra insidiosa truffa viaggia su WhatsApp, un raggiro che sta mietendo vittime in queste ultime ore in Friuli Venezia Giulia. Attenzione, nel caso si riceva messaggi apparentemente innocui e soprattutto allettanti che promettono di inviare borsette di marca in regalo. La comunicazione spiega come sia molto semplice ottenerle, non bisogna fare altro che rispondere ad alcune domande. Chiuso il percorso preparato nella pagina di atterraggio della bufala WhatsApp, sarà poi richiesto un piccolo esborso per la consegna del regalo. In quell'istante gli utenti andranno a fornire ai malintenzionati i dati della propria carta di credito. Così facendo si vedrà il proprio conto prosciugato nell'arco di poche ore. A mettere in guardia sulla nuova truffa è la Polizia Postale delle Telecomunicazioni del Friuli Venezia Giulia. A Trieste sequestrati 5 rapaci che erano detenuti illegalmente, denunciato il proprietario. 5 esemplari di rapaci, tra cui uno sparviero euroasiatico, 3 assioli e un alloco, sono stati sequestrati nell'abitazione di un privato cittadino nel centro di Trieste. A procedere, eseguendo un decreto emesso dalla Procura, il nucleo dei carabinieri del CITES del capoluogo giuliano. Una persona è stata denunciata all'autorità giudiziaria perché i rapaci erano detenuti in assenza della documentazione prescritta prevista per le specie in via di estinzione, specie protette dalla Convenzione di Washington. La norma tutela gli animali anche quando vengono detenuti in condizioni non compatibili con la loro natura. Gli esemplari sono stati poi affidati in custodia all'ENPA di Trieste. Aperture straordinarie anche notturne tra luglio e agosto al Museo Archeologico di Marano Lagunare. Riaperto al pubblico il Museo della Laguna di Marano Lagunare. Che cosa conserva questa esposizione? Spazia un arco temporale che va dal Neolitico all'età medievale e età contemporanea. I reperti che sono esposti sono selci, giare, anfore, soprattutto perché mettono in evidenza quello che era il fulcro di Marano come punto di riferimento per il commercio, e mostrano la navigazione in alto mare e quello interno laguna. L'elemento particolare che è contenuto all'interno del museo è una spada di epoca romana, risalente più o meno al X-XII secolo, e particolare in quanto ben conservata, è stata ritrovata all'interno di una concrezione marina. Di conseguenza difficilmente sarebbe potuta arrivare ai giorni nostri se non si poteva ritrovare all'interno di questa conchiglia, anche se non è effettivamente il termine corretto. Altre cose particolari da poter osservare qui in museo sono elementi di vita quotidiana, come ad esempio piatti, scodelle, elementi per la cottura, pipe anche. Ci saranno è prevista un'apertura straordinaria nei mesi di luglio e agosto, soprattutto serali, ed è purtroppo causa situazione attuale per la pandemia, è gradito soprattutto la prenotazione. E ora andiamo a Terzo di Aquileia per sentire la storia di un giovanissimo agricoltore. A soli 19 anni è erede di una tradizione contadina che non vuole abbandonare, nata in seno alla sua famiglia nella Bassa Friulana negli anni 50 del secolo scorso. Si chiama Luca Ballaminuttu, un giovanissimo agricoltore di Terzo di Aquileia che preferisce la campagna alla discoteca. Sì, ho questa passione da quando sono piccolo, quindi mi sembra sbagliato non proseguirla. Questi trattori qua, che sono degli anni 50, 60 e che hanno rappresentato l'agricoltura italiana di quei tempi, che era un'agricoltura di piccole proprietà, hanno fatto la storia della nostra agricoltura, quindi mi sembra doveroso farle conoscere alle persone. Il mio amico li acquista e poi pian piano gli diamo una ristrutturata, può essere solo il cambio delle gomme, il cambio dei filtri, la verniciatura, la ripitturazione, insomma dopo l'omologazione. Vengono poi utilizzati per occasioni speciali? Sì, per esempio l'anno scorso abbiamo fatto il ringraziamento dei trattori qua nella chiesetta di San Martino, che è una chiesetta molto bella. Ne abbiamo usato questi trattori qua, addirittura abbiamo usato un Landini testa calda.
Torna con molte novità dal 19 giugno il Piccolo Opera Festival, la 14ª edizione. Si connota sempre più come una manifestazione transfrontaliera che abbraccia anche l'Aber dal Collio sloveno, unito anche dalla volontà di mettere patrimonio UNESCO a quello italiano. Sentiamo il direttore artistico. Un'edizione in cui il Collio e Brda in Slovenia diventano sempre più la casa del festival, una casa che si arricchisce di un nuovo prezioso gioiello con il nuovo teatro di Verzura, completamente realizzato in maniera sostenibile nel parco del Castello di Spessa. Il Collio quindi come protagonista e piccolo compendio d'Europa, programma ricchissimo con 24 appuntamenti, di punta sicuramente le produzioni operistiche, Don Pasquale di Gaetano Donizetti in scena appunto al Castello di Spessa, nonché Maria de Buenos Aires per il centenario della nascita di Astor Piazzolla, che andrà in scena sia a Villa Vippolge in Slovenia che al Castello di San Giusto a Trieste. Trieste, altro palcoscenico d'eccezione per il festival, con un ulteriore appuntamento di opera barocca al Castello di Miramare con Marcantonio e Cleopatra. Un programma con molti altri concerti, cinema e scoperte del territorio con passeggiate musicali, degustazioni, insomma una vera esperienza opera senza confini. È Massimo Paci il nuovo allenatore del Pordenone. Oggi è stata data l'ufficialità, se ne parla tra poco a Sport FVG, spazio anche al calcio dilettanti. Parleremo poi ovviamente anche di Udinese, di ciclismo e di beach rugby. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buon proseguimento di serata su Telefriuli, arrivederci.